Il porto passeggeri di Venezia da oggi cambia volto e diventa il più grande terminal del Mediterraneo. Nei vecchi magazzini che accoglievano il cotone e le merci che il porto commerciale scambiava nei primi anni del Novecento con i paesi orientali, ora con un suggestivo restauro è stato ritagliato un nuovo spazio nell'area della Marittima, vasto 14.000 metri quadrati. Gli interni ricordano vagamente la sala macchine di una nave, ma assieme al Terminal 107 e 108 è in grado di accogliere i viaggiatori di ben 8 navi. La riconversione industriale del vecchio porto commerciale ha consentito a Venezia Terminal Passeggeri di poter contare ora su ben 3,2 km di banchina. Questo è un terminal pensato per funzioni polivalenti, quindi si tratta di 2 capannoni uniti, appunto con le vecchie denominazioni del porto commerciale 109 e 110, che possono essere utilizzate per le grandi navi come un terminal unico. Se ci sono 2 piccole navi può essere utilizzato come 2 terminal, e durante l'inverno è previsto anche l'utilizzo a uso fieristico o congressuale. Il progetto di restauro, eseguito in 12 mesi e costato 12 milioni di euro, costituisce un salto di qualità nell'accoglienza dei passeggeri perché consente lo smistamento dei bagagli grazie ad un sistema di nastri trasportatori che convogliano le valigie in un tunnel che collega la banchina al fabbricato. Ora il porto passeggeri può contare su edifici del valore di 500 milioni di euro. Stiamo parlando del Terminal 107 108, 109 110, c'è poi il Terminal 123 per 440 passeggeri, il 103 per altre 280, il 117 per quasi 500 persone e infine il Terminal Isonzo 1 e 2.